Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati. Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, e come di consueto ormai lo ripeto tutte le volte, potete anche seguirci sulla pagina Facebook. L'ospite di questa sera ogni 3 settimane viene a trovarci e per questo lo ringraziamo, il sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera sindaco. Buonasera come a tutti va? voi. Tutto bene? Molto bene. Io quando vedo lei mi rinfranco, perché quando vedi oggi nella vita affronti le persone, hanno tutti 1 miliardo di problemi, tutti arrabbiati nel lavoro, e quando vedo lei invece tutto bene, molto bene, questa è una bella cosa per lei e anche per la città. Io sono positivo, sono contento di quello che faccio, sono soddisfatto, sento l'apprezzamento della gente, faccio il mio dovere, un po' impegnativo, però nessuno mi ha costretto, per cui sono contento, io vivo in maniera positiva, a me piace. Poi quando c'è il sole come stamattina mi trovo bene. No, è vero, anche una bella giornata, che è un bel periodo, una bella giornata, addirittura prevedono addirittura per domenica, perché poi l'equinozio oggi è il primo giorno di primavera e quindi è anche bello anche per quello. Poi dicono che domenica addirittura arriveranno 21 gradi, un caldo davvero non abituale per questo periodo. E andiamo, come di consueto, c'è il nostro assessore, ormai il mio collega, il suo collega, andiamo a vedere cosa ci racconta questa settimana. Grazie Giorgio per la linea, un saluto a te e a tutti voi in studio, naturalmente anche a casa. Qui con me l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femociaro. Ciao a te, piccolo presentatore, e a tutti i voti che ci ascoltano da casa. Vabbè, io gradirei ogni tanto essere chiamato per nome. Ma Salvatore? No, Gaetano, non Salvatore, Gaetano. Non è la stessa cosa. Assessore, che dire, innanzitutto come sta? Ma bene, anche se la domanda non è come sta, ma come primavera. È da capire come sta? Sì, che domani è il primo giorno di primavera. Però allora, come primavera, se vuole così. Ma sto pulito perché proprio la primavera, no, ti scalda il cuore. È un bel periodo, no? Si arriva dall'inverno, per cui insomma c'è un risveglio, bello. Tutto si risveglia, no? La vita che riparte. L'unico neo della stagione è mia moglie che attacca a rompermi i maroni perché ha da depilarsi. No, assessore, abbia pazienza, non è un'immagine bella da regalare. Ne ha neanche da depilare, te dico la verità. Cioè, scusi. D'inverno andiamo in letto a sera e a queste gambe ruspie. E che qui l'altra sera, ma notate che mica caldo col pigiama del pile. Che pile, ragazzi? Pensa come che si è messa. Vabbè, capisco che possa essere una cosa fastidiosa. Mi dà fastidio, mica c'è poche robe che mi dà fastidio. Dove me ne dà fastidio? Le gambe di mia moglie e il ringo. E a parte bianca, presente la parte bianca dei ringo? Sì, la crema dei ringo. Ma per cosa fai a parte bianca del biscotto? Fai tutti e due di cioccolata? Nessuno non gli piace a parte bianca dei ringo. Fai di cioccolata tutti e due? Cosa che io devo continuare a fare i due tocchi e il bianco? Cava il bianco, fai tutti e due, non sono più buoni i neri. Scusi. Ma li chiamano ringo, cioè hanno fatto tutta una... Ma per quale motivo lei Le multinazionali dovrebbero agire diversamente? Scusi, allora sulle multinazionali si potrebbe parlare per ore, non certo della composizione di ringo, ma non voglio entrare in questo discorso, capisco. Piuttosto, periodo di elezioni europee. Bravissimo. Sì. Periodo di elezioni europee, so che lei ha un progetto in particolare che vuole sottoporre proprio all'intera Europa. All'intera Europa. Che progetto abbiamo proposto noi di Mabafaka, Molto Buio Femociaro, la nostra proposta di patente autostradale a punti. È interessante come dinamica. Di cosa consiste? Osservando i fenomeni che girano in autostrada. Che tipo di fenomeni? I semini praticamente. No, ma come le chiamano? Noi abbiamo deciso, non è che basta la patente a punti, per cui che va in autostrada servirebbero proprio delle azioni specifiche per cavargli i punti in base ai comportamenti autostradali. Il primo comportamento penalizzante è cavare punti a chi fa benzina in autostrada. Beh, perché scusi, cioè, cosa c'è di male far benzina in autostrada? Ma sta attento, con tutto quello che costa la benzina in autostrada, va a fare fuori? Va a fare il pieno fuori?
Ti direi, sì, ha bisogno, cosa hai avuto avere bisogno? bisogno? Una macchina fa 900 km, vai a Napoli tutti i giorni, fa fuori la testina. Vabbè, può succedere, quindi togliere punti a chi fa benzina, non mi sembra una cosa da... Però... Seconda cosa, cavare punti a qui che non ha il telepass, ma va nella corsia del telepass, Maria Vergine Succede, questo è vero, succede spesso. Spesso. Però insomma può capitare, come uno può sbagli. capitare? Tacca al caseo, prima metterti frecce gialli, ti dice telepass, cosa si deve fare? No, finisce e ora ti vedi chi se l'hanno fermi, e a sbarra sta ferma diventa rosso il semaforo. Sì. Ansia, ti senti l'ansia di quella persona che viene caldo, no, che viene caldo. E ora ti vedi che si attacca i ciari rossi del drio, mette a retro e fa spostare tutta la colonna del drio, no, perché ieri abbiamo il telepass. Fermi, devi stare fermi, aspettare che lo metto versa. Non viene ancora capito, non viene ancora capito. Questi bisogna cavargli i punti. Certo. Questi sarebbero i primi due motivi. Sono curioso di sapere il terzo. Il terzo e più importante motivo è senz'altro cavare punti a chi che va in autogrill, italiani, che crompano affettati in vaschetta, insaccati, chi compra salami e soppresse in autogrill. Ma va da un beccaro a 3 km fuori dall'autogrill, chi sei piboni te spendi anche a manco, capisci un tedesco in ferie, ma gli italiani... Guarda, una volta ho cattato uno da Padova che conoscevo, in casa all'autogrill del Termine Ugane che ha tolto una soppressa e il ringo buono che ho più visto. Vabbè, Assessore. No, allora Assessore, non offendiamo, questo è un progetto, chissà se passerà, non è certo il primo progetto particolare che lei ci propone. Pertanto noi ti diamo la linea di nuovo, Giorgio, grazie a tutti voi che ci seguite a casa, con grande pazienza. Devo finire? Sì. Hai visto darmi uno strappo fin casa? Perché senza macchina? Sì. L'ha portata dal meccanico? Non mi ha ritirato la patente. Perché? Ho desfatto la sbarra di un telepass. Perché no, uomini. E se andavo a sbaglio e facevo spostare tutti quelli. No, ovvio che no, se no gli ritirano la patente. Sì. Va bene, salutiamo Marco, Gaetano e Pippo, ovviamente potete seguirli in prima serata, prima dell'inizio della nostra programmazione, che fanno tutte le sere lo sketch. Veramente bravi. E sono simpatici, e poi trovare sempre qualche motivo per far ridere non è... Osservano la vita quotidiana con molta attenzione. Molta attenzione. Bravi. È verissimo. Va bene, invece torniamo a noi. Abbiamo iniziato, abbiamo molti temi da parlare, come sempre d'altronde quando viene a trovarci il sindaco. Inizierei a parlare con Via Anelli, perché anche lì ci sembra le cose siano abbastanza chiare, però l'opposizione ha fatto un po' di contestazione, di tant'altro. Andiamo a vedere il servizio e poi sentiamo cosa ci dirà il sindaco. Mentre procedono gli incontri di Agenda 21 per arrivare ad un progetto condiviso per il futuro della ex caserma Prandina, una volta che la stessa sarà di effettiva proprietà del comune, l'amministrazione sta velocizzando l'iter per entrare in possesso degli appartamenti del complesso Serenissima di Via Anelli. Le 6 palazzine sono costituite da 288 unità abitative, di queste 199 sono già state acquisite dal comune. All'appello ne mancano quindi 89, tuttora in mano ai privati, eccezione fatta per 37 di proprietà dell'Ater, con cui l'amministrazione è in trattativa. Con la dichiarazione di pubblica utilità dell'area, destinata infatti ad ospitare la nuova questura, il comune ha avviato l'iter per gli espropri e una volta entrato in possesso di tutti gli appartamenti potrà procedere con l'abbattimento, cui seguirà la bonifica dell'area per consegnarla allo Stato entro la scadenza fissata del 31 dicembre 2019, così come stabilito nel protocollo d'intesa, firmato dopo una prima valutazione delle aree effettuata dal demanio, la cui stima indica in 9 milioni e mezzo il valore di Via Anelli, di contro ai 10.685.000 euro della Prandina. Propedeutico allo scambio Prandina-Vianelli è anche lo spostamento delle 2 cabine dell'Enel, di cui una interrata e che insistono nel complesso Serenissima, fondamentali per l'elettricità anche di altre zone del quartiere. Ecco un breve riassunto a cura di Elisabetta Corazza. Siamo a un buon punto, insomma, per quanto riguarda... Ottimo, stiamo andando avanti giornalmente con l'acquisizione degli immobili. Io penso che aprile, maggio sono completate l'acquisizione. Abbiamo un problema, si è aggiunto le cabine dell'Enel, che servono non solo il quartiere Serenissima, ma
quartiere completo e di conseguenza siamo già d'accordo con l'Enel, per cui verranno costruite una o due nuove cabine. Ovviamente bisogna prima costruire nuove cabine e poi dismettere vecchie. E io penso che entro l'estate viene fatto il tutto, poi passiamo alla demolizione e bonifica al cambio con Demanio, Prandina per Vianelli. Ecco, no, poi mi dicono che io vedo sempre il positivo, però devo anche dire una cosa, qui mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico. È arrivato lei, sistema l'ospedale, si sistema praticamente le Vianelli, che non dico che è più o meno avrà la stessa data dell'ospedale, sono 20 anni che c'è una situazione di degrado, con da Zannonato quando ha messo quelle barriere che sono diventate famose in tutto il mondo, e adesso finalmente riesce a fare anche quell'operazione lì, Leroy Merlin, insomma tante belle cose. Poi parleremo anche dell'auditorium, che è uscito sul giornale un articolo, poi vedremo che servizio, insomma Piazzale Boschetti, tutte cose che qualcuna era già nello studio della precedente amministrazione e che lei puntualmente sta firmando, perché alla fine bisogna firmare quello che conta, giusto? Sì, diciamo un po' di fortuna, un po' di capacità, una squadra di assessori importante, uno staff importante di gente che aiuta e collabora. Io non credo molto nella fortuna, come non credo nella sfortuna. Voglia di fare, amare la città, secondo me è un po' tutte le cose, una persona non fa nulla da solo. Io dico, abbiamo gli assessori, il vice sindaco, ma anche il consiglio stesso, la maggioranza, la minoranza. Io dico che stiamo lavorando bene. Lei mi può raccontare tutto quello che vuole, ma io che vada d'accordo con tutti non ci credo, qualche volta farà qualche discussione, perché sennò viviamo nel mondo, insomma, un po'. Qualche discussione la farà col vice sindaco, con qualcuno o no? Mai? No. Perché devo discutere? No, dico discutere non vuol dire litigare. Certo che discuto, ma non litigo. È contro il mio DNA. Non sono capace di litigare. Lei non si arrabbia mai? Oh, qualche volta mi arrabbio, ma sono sciocchezze, dopo 10 minuti passa. Ma litigare nel senso stretto del termine non litigo mai. No, per me le dico perché magari la posizione ovviamente del sindaco Giordani nei confronti per esempio degli alleati di coalizione civica delle volte non è nello senso, quindi il vantaggio è per forza di cose dico che per quanto ragiona però... Il vantaggio è primo ragionare assieme sulle cose, abbiamo diverse sensibilità, cerchiamo di ottemperare a tutte quante. Io non accetto i ragionamenti talebani, o si fa così o niente, ma nemmeno da parte mia. Bisogna cercare di mediare le cose per il bene della città. Se, lo ripeto per l'ennesima volta, se ospedale, se ognuno restava nelle proprie posizioni, la coalizione civica e anche il sottoscritto lo voleva in centro, un altro partito lo voleva a Padova Ovest, l'altro lo voleva a Padova Est, non facevamo niente, era un problema. Ci siamo messi d'accordo, abbiamo ragionato, è meglio avere ospedale a breve, vuol dire 5-10 anni, oppure il prossimo sindaco fa un'altra campagna elettorale sull'ospedale e nel frattempo i padovani non hanno ospedale, i medici di qualità vanno in altre città. Alla fine abbiamo deciso che era meglio fare queste cose, per cui il ragionamento, il dialogo tra di noi c'è sempre, per cui per me è una situazione normale dialogare con le persone. Se uno impone le cose, non funziona, non sono capace, ma sì, ogni tanto, magari scherzando, cerco anch'io di imporre, ma lo dico per scherzo anche in giunta. Ho una buona giunta, collabora, fa le cose con la logica dell'interesse per la città. L'ho detto io all'inizio, tutti quanti. O lavoriamo per la città, se prendiamo aspetti ideologici, a me con me non funziona. Io sono d'accordo con la TAV, che è una roba di destra, sono d'accordo però anche con il sociale, che è una roba di sinistra. Io non capisco i colori, li capisco perfettamente, ma io mi identifico in una persona che fa l'interesse della città. Non dico che sbaglio, posso sbagliare, chiaramente, però cerco di fare meglio con tutti i miei. Alla fine, un pizzico di fortuna, voglia di fare, non mollo mai come determinazione, non solo, ho anche dei dirigenti che mi danno una mano, veramente ho qualità. Con loro ma discuto, litigo, tra virgolette, qualche volta, ho anche l'aspetto dirigenziale. I lavoratori dell'amministrazione comunale vengono sempre dipinti come non lavorano, fanno nullone. Non è vero, lavorano, ci danno da fare,
anche loro è difficile, vi garantisco, perché abbiamo burocrazia a far paura, per cui anche per loro è molto difficile. Però io sono soddisfatto di chi collabora per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Io sono contento di come stiamo andando. Senta, lei ha accennato all'ospedale, escono degli articoli ormai da un paio di settimane più o meno, uno anche oggi fresco, per quanto riguarda l'ospedale Sant'Antonio. Certo. Lei può chiarire la situazione se... Posso chiarirla, ma per quanto riguarda le mie conoscenze. Mia conoscenza che significa aver parlato con il direttore Luciano Flo, che ne ha parlato con tutti i gruppi di maggioranza 15 giorni fa. Sant'Antonio rimane inalterato com'è per almeno 10 anni. Punto. È perché vengono mossi servizi sui giornali, Non lo so. Sinigallia continua a dire Sant'Antonio deve rimanere lì, Claudio Sinigallia che è consigliere regionale continua a dire non spostato. Facciamo un po' di chiarezza. Sant'Antonio rimane come presidio ospedaliero per 10 anni minimo, cioè finché non è raggiunto lo Padova Est e Padova Giustiniani. Non cambia nulla. Il cambiamento ci può essere, e questa non è la decisione che, dell'amministrazione comunale, ma decisione della regione. Attualmente dell'US può essere che cambi come gestione e passi sotto l'azienda ospedaliera. Questo è il cambiamento, ma non l'ospedale che viene trasformato in qualche cos'altro. Non manufatto, insomma. Assolutamente, anche perché il discorso è molto semplice. I posti letto non ci sono, per cui non possono prendere i posti letto, tutto quello che c'è a Sant'Antonio, e portarlo da qualche parte. Non c'è lo spazio, per cui non c'è, questo problema non c'è. Il dibattito verte su due cose. Lo spostamento amministrativo come proprietà dall'US all'azienda ospedaliera, in cui personalmente ritengo sarebbe corretto mantenerlo sotto l'aspetto dell'US, perché è un ospedale di Padova. Non vedo perché cambiare in questo contesto e creare confusione, ma è solo un aspetto amministrativo, che vuol dire non cambiano gli stipendi. Rimane tutto inalterato, tranne la proprietà, tra virgolette. Sì, insomma, che per chi lavora a Sant'Antonio può essere un problema, perché sono due, tra virgolette, padroni proprietari diversi. Ma le funzioni rimangono, punto, non cambia niente. Per 10 anni, purtroppo dico io, purtroppo, perché ci vogliono 10 anni per completare Padova Est, e finché non è completato il tutto non riescono a toccare Sant'Antonio, per cui minimo 10 anni. Senta, invece proprio in virtù di questi 10 anni, come vanno i lavori per la costruzione dell'ospedale e la rimessa a nuovo di una parte del vecchio? Il Policlinico continuano con un impegno molto importante a continuare a lavorare, metterlo a posto. Sì, ma quando vedremo buttare giù il monoblocco, giusto, deve essere? Tra 10 anni? Tra 10 anni. Come fra 10 anni? Il monoblocco, certamente. Non si tocca nulla, servono i volumi per fare le cose. Tra 10 anni. Cioè, no, non mi spiego, va buttato giù... Cioè, forse ho capito male io, o no, sicuramente ho capito male io. Dunque, nell'ospedale attuale di via Giustiniani i lavori inizieranno fra 10 anni. No, ho detto una cosa diversa, deve stare molto attento. Molto probabilmente ho capito male io, ho detto che mi prendo la responsabilità, non è proprio così, però mi prendo che la cosa succederà? Da quello che so, via Giustiniani, pediatria nascerà per pediatria, dove c'è per l'urologia. Dietro l'ospedale della mamma, ginecologia. Certo. Dove ci sono le cucine oggi sorgerà un ulteriore spazio ospedaliere in cui c'è il pronto soccorso nuovo. Ecco, quello lo so, ma quando inizieranno questi lavori, sindaco? Cioè, lei mi ha detto quello che so già, però io le avevo chiesto, quando inizieranno questi lavori proprio... Questo pediatria dovrebbe cominciare domani. No, pediatria lo so, sì. Invece... L'altra, rapida, hanno stimato in 5 anni queste cose qua. Quindi... Ma prima di buttare giù un monoblocco, bisogna che sia fatto a Padova Est, se no non possono demolire immobili. Dove mettono la gente? Non c'è la possibilità. Bene,
È perché è questo Non che manca lo spazio, manca lo allora, spazio. E questo mi scusi se mi tedio o mi prolungo. Se bisogna fare il nuovo ospedale sul vecchio quando ci sono i posti letto a Padova Est, se per fare Padova Est ci vogliono 10 anni, come fanno a costruire fra 5 via Giustiniani? Una parte? Allora, Ma non dove c'è allora il pronto soccorso, quello verrà fatto dopo? allora rimane. Il policlinico attuale rimane, viene completato, è norma, è perfetto, è nuovo, non Ma c'è quello problema. siamo d'accordo. Okay. Il monoblocco. Gallucci rimane, non c'è problema, è una struttura semi-nuova, nuova, a sua età, Certo. ma è perfettamente efficiente. Ospedale a mamma, ospedale a bambino. In più, dove sono le cucine, fa una nuova torre, portate pazienza in termine, in cui c'è pronto soccorso nuovo, neurologia, sale chirurgiche, bla bla, fino all'eliporto, ferma. Questa è la parte che andrà a grandi linee nell'ospedale. Fermo. Attualmente. Fra 10 anni? No, entro 5 anni. Nel frattempo, Padova Est, ci vogliono 3 anni di burocrazia, di carte, di incartamenti per cominciare i lavori. Il totale previsto è entro 10 anni finiscono tutto, in particolare per Padova Est. Chiaro? Per cui quando è completato anche Padova Est possono demolire quello che non serve più, tipo monoblocco e tanti altri fabbricati. Quindi sarà pronto fra 10 anni che via Giustiniani? Mi scusi se non vorrei... No, verranno demoliti. Cerco di capire male io, però la parte dove ci sono le cucine, dove verrà costruito quella famosa... Sorgerà, ma rapidamente quello. Ma fra hanno già 10 i soldi? Sì. Quindi fra 10 anni che quella? No. Forse non sono capace di esprimere. No, vabbè, ma però, iniziano tra 2 anni, per fare un esempio, certo. 2 anni, 2 anni e mezzo. Questo hanno già le risorse finanziarie, possono già farlo. Per cui 1 anno, 2 anni, cominciano a farlo, ma devono costruire. Certo. E per cui per abbattere gli edifici che non servono bisogna che sia completato il tutto. Perfetto. Ad esempio, devo demolire pneumologia. Devono trasferire prima pneumologia su altri Signor siti. Sindaco, quello è dall'altra parte della strada e ci siamo. Io parlavo del monoblocco. Lei mi dice, e credo di aver capito bene adesso, che il monoblocco ultimerà e sarà efficiente quando sarà terminato Padova Est. Completato tutto. Quindi vuol dire fra 10 anni. Questo non c'è. Monoblocco. Monoblocco. Il che non vuol dire che non costruiscono una parte nuova. Andiamo in pubblicità, me lo spiego dalla pubblicità perché faccio un disegno se vuole. Mi servirà un disegno per capirlo meglio. No, ma non è difficile da capire. È difficile, per me è difficile, ma veramente faccio fatica io, tra poco.